paese antico, dove le città hanno dietro di sé i millenni. Una natura splendida. Dei mari che lo circondano per più di 8.000 chilometri. Le pianure nebbiose del nord. Il grande fiume e anche pianure piene di sole. Grandi valli, grandi montagne. Montagne bianche di marmo. Di lava. E paesaggi creati solamente dall'uomo. Ecco altre immagini di questa Italia che si offre all'occhio che vuole conoscere con prospettive sempre nuove. Periferie di grandi città. Che si sovrappongono, quasi in gara per vedere ancora più lontano. Case piene di gente che vive la sua quotidiana fatica. E ancora panorami, dove gli stessi oggetti moderni acquistano toni di favola.
Con le loro macchinette fotografiche, molti turisti stranieri credono di impadronirsi dell'Italia in pochi giorni, di conoscerla in una settimana. Hanno fretta, si accontentano di poco. Un rotolino di fotografie scattate davanti a un monumento celebre, il gusto di frutta fresca dei nostri gelati, un souvenir turistico. E quando torneranno nei loro paesi, potranno parlare dell'Italia per tutta la vita. Ma noi che siamo nati qua dobbiamo vedere anche altre cose. Questo paesino, per esempio, arroccato sulla montagna, dove non arriva la strada, dove è persino difficile fare fotografie. E nella grande città non ci accontentiamo della solita immagine da cartolina. Andiamo qui a scoprire il retrobottega delle Réclame, nella stanzetta di un omino che perfora strisce di carta come in un gioco di ragazzini, per fare accendere e spegnere le lampadine del giornale luminoso. Le Alpi, scenario imponente della natura. La neve e il ghiaccio si sciolgono in acqua, che diventa ruscello, torrente. Anche qui vogliamo scoprire il segno dell'uomo. Un segno che è costato sangue. Impianti poderosi costruiti con il contributo della Cassa di risparmio. Acqua che si trasforma in elettricità, non soltanto per illuminare le nostre notti, ma per il lavoro di ogni giorno. Milioni di macchine che richiedono energia per produrre, per muovere, per trasformare. Anche queste macchine vogliono elettricità per funzionare giorno e notte ininterrottamente. Consumano energia per ritrasformarla qualche volta ancora in neve e ghiaccio.
In un grande e moderno magazzino frigorifero realizzato dalla Cassa di risparmio, a temperature di 10-20 gradi sotto zero, si conservano gigantesche scorte alimentari. Impianti che sono costati centinaia di milioni, ma le merci altrimenti deperibili che vi si trovano congelate valgono miliardi. C'è di tutto, migliaia e migliaia di quarti di maiale. Pomodori di pietra. Pesci di tutte le specie, di tutte le dimensioni, provenienti da tutti i mari, anche i più lontani, pescati chissà dove, chissà quando, forse 6 mesi fa. Eppure domani, dopo lo scongelamento, saranno freschissimi, come questi che sono stati pescati stanotte. Le barche rientrano presto, quando il sole appena si sta levando sull'orizzonte del mare. Le città non si sono ancora svegliate all'alba di ogni mattina, ma già vi sono isole di lavoro, di affari, di attività. Sportelli bancari dall'orario inconsueto per clienti inconsueti. Nei mercati all'ingrosso il pesce viene venduto all'asta. Qui si usa un sistema modernissimo, perfezionatissimo, garantitissimo, tanto complicato da sembrare un gioco. L'astatore, con occhio esperto, esamina il pesce di una cassetta e fa partire l'asta da una quotazione alta. La lancetta del tabellone scende velocemente finché sul quadro si illumina il numero convenzionale corrispondente all'acquirente che, premendo un pulsante, si è aggiudicata la merce. L'asta procede veloce. Le cassette di pesce sfilano rapide sul nastro trasportatore. I commercianti guardano, comprano. La lancetta del quadrante elettrico dell'asta è sempre in movimento. Tutto si svolge in fretta e il profano fatica persino a rendersi conto di quel che succede. In un altro mercato i commercianti sussurrano all'orecchio del venditore le loro offerte. Un sistema d'asta antichissimo, perfezionatissimo, garantitissimo, tanto semplice da sembrare un gioco. Evidentemente un sistema vale l'altro. Sei e 5 3/4, compleanni Macao. Sulla riva, i frutti di mare appena pescati, ancora vivi, perdono il loro guscio. E i ragazzini che li sgusciano perdono la loro infanzia appresso a questo lavoro. Mentre tanti altri loro coetanei si divertono con un niente, giocando per le strade.
Perché i bambini abbiano un'infanzia serena, vorremmo per tutti una scuola materna modello. In Calabria, gli appartamentini di una casa costruita dalla Cassa di Risparmio per le vacanze estive dei suoi dipendenti si trasformano d'inverno, con predisposti accorgimenti, in aule scolastiche. L'inverno grigio in una grande città è lungo. I ragazzi sognano il cielo azzurro, il mare. Anche i grandi, quando possono, d'estate vanno in colonia. La chiamano villeggiatura.
affollano le spiagge come un tram nelle ore di punta. Anche la villeggiatura è un'industria, un commercio, un lavoro per tanta gente. Negli ultimi 10 anni in Italia sono stati costruiti moltissimi alberghi e non pochi con il finanziamento delle casse di risparmio. Sulla riviera Ligure è stata perfino finanziata la costruzione di un vero e proprio villaggio di bungalow, destinato soltanto ai turisti olandesi. La famiglia Höök ha finito il suo periodo di vacanze e Mr. Höök ne conserva un filmetto. Nostre vacanze in Italia. Questa è mia moglie. Lei è stata per tutti i 15 giorni sulla spiaggia per prendere il sole italiano. Anche le 2 figlie sempre su spiaggia, ma con gli italiani giovani. Mio figlio invece sempre con libri di avventure. Unico giorno per riunire la mia famiglia è quello del mercato. Tutti vogliono comprare famose scarpe italiane. Infine sono sempre i saluti agli amici, al sole, al mare. Arrivederci, Italia. I signori Höök se ne vanno. Le statistiche li includeranno nel numero di quasi 20 milioni di turisti stranieri che l'anno scorso hanno visitato l'Italia. Nel pieno della stagione, in certe località, ci si potrebbe credere all'estero. Ma intanto questi forestieri che vengono nel nostro paese spendono un po' del loro denaro, danno commercio. Vigneti a filare alto, come in Romagna. A tralcio sospeso, come se ne trovano nel Veneto. Vigneti a filari bassi, come in Toscana, in Piemonte, in Sicilia e in tante altre parti. O appoggiati agli olmi e distesi come biancheria ad asciugare, tipici del napoletano. In tutte le regioni d'Italia c'è l'uva. In Calabria si vendemmia anche in cima alle montagne.
Non c'è strada per l'entroterra e bisogna portar giù l'uva per la ripida montagna fino al mare. Ma poi di tutta quest'uva che se ne fanno i contadini? C'è la crisi del vino, la crisi della viticoltura, il prezzo dell'uva da vino crolla, vale ancora la pena di tenere il vigneto? Le cantine sociali, nate quasi sempre con l'aiuto del credito delle casse di risparmio, aiutano i viticoltori, riuniti in cooperativa, a proteggere il loro prodotto, a garantire al consumatore la qualità del vino e soprattutto che il vino è fatto con l'uva. Ma c'è ancora tanta strada da fare per difendere il nostro vino. Non si può andare avanti con questi prezzi. C'hai ragione, non si può più campare. Mi dico, che più la spesa che gli metto che la ripresa. Guarda cosa che goccia fa. Noi altri stiamo a ciacolare, però un po' di buon vino che vuol. Non sono tifosi all'ingresso di uno stadio sportivo, sono sensali, commercianti, contadini che di prima mattina affollano un grande mercato del bestiame e corrono, vogliono essere i primi per contendersi le migliori bestie da lavoro o dal latte o le più convenienti carni da macello. Gli animali sono arrivati all'alba da tante parti d'Italia e i paratori, un'antica corporazione di facchini, sono gli unici autorizzati allo scarico del bestiame. Ogni capo deve essere pulito, lustrato, preparato per l'esposizione. Oggi c'è anche lui. Una delle più belle bestie della zona, 14 quintali, premiato ai concorsi. Passa davanti alle altre bestie e in mezzo alla gente con la dignità di un re.
Oh! Ma che questione mi chiama sul tutta per me! Come può essere qua? Ma la presenza di un toro al mercato del bestiame è il segno della tragedia. Il suo regno è finito. L'hanno legato vicino a delle vaccherelle da latte. Anche lui ora conta soltanto per la sua carne. Anche per lui si cerca un compratore. A Cavaldonato non si guarda in bocca, ma quando si vende una bestia bisogna mostrare i denti. Venditori e acquirenti discutono, litigano, contrattano. I mediatori si sbracciano e sudano per far concludere un affare con la rituale e ripetuta stretta di mano. In poche ore, in un grande mercato come questo di Lugo in Romagna, si concludono affari per decine di milioni. Non per niente c'è lo sportello della Cassa di Risparmio, che ha anche fornito il finanziamento per la costruzione del mercato. Adesso voi fate qua. Per quanto dici tu è? Le bestie vendute risalgono sugli autotreni che porteranno quintali e quintali di carne al mattatoio. È ancora presto la mattina quando il mercato del bestiame si chiude. Fuori del recinto, vicino ai depositi di biciclette, si svolge per le strade e nelle piazze un altro mercato, dove si vende di tutto, dagli attrezzi agricoli ai lacci per le scarpe. Per una città di provincia il giorno di mercato è una festa e nello stesso tempo il momento più intenso di lavoro e di attività. Per alcune strade è sempre giorno di mercato, così per la camionale che attraverso gli Appennini congiunge Genova con gli altri due centri industriali di Milano e Torino. Senza sosta. È come una catena di camion, di autotreni. Le strade non bastano più. Già un'altra autostrada che attraversa l'Appennino verso il Piemonte è stata costruita. La nuova Brescia-Verona è entrata in funzione. L'autostrada del Sole, che dal nord al sud unirà il paese, già è per metà realizzata. Imprese imponenti dal punto di vista tecnico, alle quali le casse di risparmio hanno contribuito con miliardi e miliardi. Oggi le strade non si fanno più come una volta, con le squadre di operai armati di piccone e di badile. Adesso si fa tutto a macchina. Addirittura si fabbrica la strada in un cantiere che assomiglia a un'officina. Chiaia, sabbia, bitume sono i principali ingredienti.
Nella gigantesca macchina che prepara il conglomerato, tutto si svolge automaticamente. Una bilancia munita di cellule fotoelettriche regola con esattezza tutto il procedimento. Il conglomerato bituminoso a 120 gradi di calore viene trasportato sul luogo dove la strada verrà stesa e messa in opera. Anche qui una macchina che contiene il fuoco fa tutto da sola, con l'assistenza di qualche tecnico e di pochi operai. E la strada fabbricata a caldo è pronta. Ma dalla progettazione fino al compimento dell'opera, quanto viene a costare un metro, un solo metro di autostrada moderna? Ah, lo sai neanche, 100-200.000 lire. Ma no, se uno calcola la galleria, ponti e tutto, può costare mezzo milione, anche 1 milione al metro. Sì, certo, anche 1 milione. Tutte. Allora. 1 milione al metro per un'autostrada costruita superando incredibili ostacoli e poi un'alluvione, la piena di un fiume che rompe gli argini, possono spazzare via tutto, seminare la distruzione, la morte, la miseria. Migliaia di persone senza tetto, senza più terra. E la solidarietà e gli aiuti più urgenti nei momenti drammatici non bastano a risolvere il problema. L'acqua è un nemico dal quale bisogna difendersi. Altrove, ma sempre in Italia, è la siccità, la tremenda mancanza d'acqua che, proprio come l'alluvione, produce abbandono e miseria. Realizzate opere di irrigazione in vaste zone. Dal canto loro le casse di risparmio hanno effettuato investimenti che si misurano nell'ordine di centinaia di miliardi in prestiti agrari, in opere di trasformazione e irrigue. Decine di chilometri di canalette portano l'acqua dove prima era arsura. E con l'acqua il verde, il benessere. La vita del contadino è dura, ma incredibile talvolta è la fatica, l'ingegno, le astuzie usate dall'uomo per restare attaccato alla sua terra, per farla fiorire e fruttare.
spruzzi d'acqua che sembrano un gioco, e invece per portare l'acqua su questi campi si è raccolta goccia a goccia la pioggia, sfruttando le pieghe del terreno per ricavarne dei laghetti artificiali. Ma altre terre, altri contadini attendono acqua, e con l'acqua condizioni di vita migliori. Salve, compare. Salute. Ce n'hai acqua? Carrere. Grazie, compare. Di niente. Ma che tu fa fare a travagliare sta terra disgraziata? Ma arrangio. Ma chi ci fai? Favi e ciceri. E chi ci pigli? Beh, sembrano 2 quintali e ne piglio 1 e mezzo. Chi sta terra gramigna? Vuoi una stizza? Grazie. Io me ne vai qua. Magari lontano, ma me ne vai. Eh sì, che l'acqua ci vuole. Potessi chiovere sopra sta terra almeno una sola volta. Ehi! Ehi! La sirena di un'ambulanza che attraversa la città ci dà sempre un brivido. La reticenza di un medico, qualche sua parola evasiva, suonano come una condanna. Un male che non perdona, un nemico più maligno di una guerra, dalla quale almeno ci si può difendere. Cellule cancerogene, ecco il nemico. Si lascia studiare, osservare. Possibile che non si possa far niente? Chi ci può dire qualcosa? Vogliamo sapere. Dov'è il direttore? No, non chiedetemi anche voi come e quando il problema dei tumori sarà risolto. Io potrei dirvi soltanto quello che facciamo noi qui nel nostro centro. Noi eseguiamo sopra tessuti tumorali, sperimentali o umani, quelle stesse ricerche che abbiamo condotto sopra tessuti normali. Nello stabulario manteniamo vivi quei ceppi di tumori che servono al nostro lavoro. Questi tumori vengono metodicamente trapiantati in nuovi animali da laboratorio.
È un lavoro paziente, sfibrante, che può sembrare senza prospettive, perché innumerevoli sono i processi biochimici che debbono essere studiati, in quanto ognuno di essi potrebbe essere responsabile della degenerazione tumorale. Le nostre ricerche, molto costose per gli apparecchi che dobbiamo utilizzare, devono essere inquadrate come una particella nel campo molto vasto di studi sui tumori, al quale collaborano idealmente tutti i ricercatori sparsi nel mondo. Un giorno verrà la notizia che anche questo nemico è stato vinto dalla scienza. Oggi si lascia soltanto osservare al microscopio, ma non sconfiggere. A un altro microscopio, in un altro laboratorio, si combatte invece una battaglia contro la chimica, contro la scienza che è riuscita a fabbricare pietre preziose sintetiche, belle, splendide, uguali in tutto a quelle vere, in tutto salvo che in qualche dettaglio. Un apparecchio a luce ultravioletta distingue tra due smeraldi, quello sintetico che si colora di rosso. I raggi X, penetrando l'interno di una perla, ci permettono di riconoscere quelle coltivate da quelle naturali. Si è riusciti a rubare alla natura il segreto per fabbricare artificialmente delle pietre preziose, ma anche a stabilire quelle piccole, talvolta impercettibili differenze tra pietra naturale e sintetica che determinano poi una grandissima diversità nel valore materiale del gioiello. Questi laboratori appartengono agli antichi Monti di Pietà. A queste insegne illustrate da tanti artisti si ispirano le istituzioni che nacquero più di 500 anni fa per porre un freno all'usura. I rilievi di un portale ce ne raccontano la storia. Dai frati francescani che ne predicavano l'utilità, ai papi che ne sancivano con bolle i privilegi, dall'estensione del credito a settori del commercio locale, all'elargizione di doti alle fanciulle povere, agli eserciti stranieri che ne saccheggiavano le casse. Le pergamene, le carte, i documenti dell'archivio di un Monte di Pietà raccontano con il succedersi delle loro intestazioni le pagine della storia d'Italia. Oggi i Monti di Pietà non sono più soltanto, come ieri, la banca dei poveri, ma istituti pronti a rispondere alle diverse esigenze creditizie di ogni ceto. I forzieri moderni e quelli antichi costituiscono insieme un simbolo e una garanzia.
una cassaforte fiorentina del Rinascimento ci fa anche pensare a un'opera d'arte. Come lo possono essere questi gioielli prodotti dalla secolare abilità degli artigiani fiorentini. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Smeraldi, brillanti, rubini, topazi, perle, incastonati in metalli preziosi, forgiati e rifiniti con meravigliosa opera di cesello. Nelle miracolose bottegucce degli orafi di Firenze non possono nascere che dei piccoli capolavori. Anche questa è una meraviglia artistica, ma pochissimi l'hanno mai potuta ammirare. 2 enormi candelabri di alabastro eseguiti in anni e anni di lavoro per l'imperatore del Messico Massimiliano d'Austria. Ma il suo impero finì prima che i candelabri fossero pronti e così queste opere d'arte rimasero in Italia. Era il tempo della Belle Époque e trionfava nel mondo il gusto dell'alabastro. Che cosa sarebbero stati i salotti mondani di quel periodo senza le bianche statuette di donnine, senza i lumi, senza i soprammobili di questa diafana pietra? Gli artigiani di Volterra erano famosi in tutto il mondo. La loro produzione prenotata e contesa da clienti americani, tedeschi, francesi. Ma poi venne la crisi. Sì, la grande crisi economica del 29 e anche il commercio dell'alabastro crollò. In fondo era un genere di lusso. E a Volterra, centro mondiale di questo lavoro, l'alabastro non contò più niente. Dire Volterra poteva voler dire solo il penitenziario, dove mandano quelli che hanno almeno 20 anni o l'ergastolo da scontare. Oppure, per qualche turista scrupoloso, quel bel Cristo in croce di legno dipinto che è in Duomo. Qualche artigiano non voleva cambiare mestiere e si ostinava a lavorare dei pezzi di alabastro. Ma doveva trasformarsi in venditore ambulante della sua stessa produzione e andare in giro per l'Italia a bussare alle porte per cercarsi un compratore per offrire le sue statuine o le sue frutta dipinte a vivaci colori. Finché un giorno, dopo anni e anni, arrivarono a Volterra nuovi clienti
i soldati americani sembravano affamati di alabastro, del lusso pacifico che questi oggetti rappresentano. Con l'aiuto del credito concesso dalle casse di risparmio, aiuto prezioso per molte iniziative dell'artigianato italiano, tutta Volterra si è di nuovo ricoperta della polvere bianca del lavoro. Gli alabastrai, nelle pause della loro fatica, hanno ripreso la tradizione delle numerose merende. Di nuovo si esporta in tutto il mondo. Statuine, posaceneri, lampadari, soprammobili. E tutta una piccola Italia tascabile di monumentini di alabastro. La follia della guerra distrugge senza discriminazione anche opere d'arte, monumenti storici, testimonianze di antiche civiltà. E al ritorno della pace bisogna faticosamente ricostruire. Il ponte romano di pietra a Verona. I chiostri francescani di Ravenna. La facciata della chiesa della Santa a Bologna. Anche l'usura del tempo deve essere combattuta. E l'incuria degli uomini che avevano ridotto a casale di campagna un piccolo capolavoro del Rinascimento. Le sovrastrutture accumulate nei secoli possono nascondere un puro esempio di architettura romanica. Decine e decine di milioni sono stati destinati dalle casse di risparmio per contribuire a queste opere di ricostruzione, di ripristino, di restauro. A fianco dei monumenti, delle opere d'arte senza soluzione di continuità, ci sono le nostre case, i nostri tetti. Quelli ottocenteschi della grande città, quelli ancora più antichi delle tante e tante cittadine medioevali. Quelli del borgo di montagna. E poi quelli nuovi, nuovissimi, delle vere e proprie città che sorgono ai margini delle vecchie, foreste di cemento che divorano il verde dei campi di periferia. Di tante e tante case nuove abbiamo bisogno in Italia. E le casse di risparmio, che diedero vita ai primi istituti delle case popolari, hanno sempre contribuito allo sviluppo dell'edilizia per i meno abbienti. Una famiglia che lascia la sua vecchia e insufficiente abitazione per portare i suoi mobili, la sua vita in una casa nuova, più confortevole, è un avvenimento, forse minuscolo, ma festoso.
Una luce che si accende per la prima volta in una casa nuova ci fa pensare che il mondo sia più bello, un po' migliore. A questo mondo anche il risparmio ha portato e porta il suo quotidiano contributo. Sono 2600 le filiali delle casse di risparmio disseminate in tutta Italia, da Bolzano a Palermo. Una vera città. Queste sono le più antiche, fondate nel 1822. Questa la più giovane, istituita soltanto pochi anni fa. Queste sono alcune tra le più importanti. E questa la cassa di risparmio più importante, non solo in Italia, ma in Europa. Quasi 150 anni sono passati da quando le prime casse di risparmio furono costituite qua e là in un'Italia ancora divisa in tanti staterelli. Tra i fondatori dei più antichi di questi istituti non mancarono i patrioti, cospiratori e combattenti per l'unità della nazione. Non potremmo ricordarli tutti. Ecco una storia vera. In una piccola cittadina di Romagna, i dirigenti della locale cassa di risparmio si riuniscono clandestinamente come affiliati della società nazionale. Guidano i moti insurrezionali, organizzano gli aiuti per la Repubblica Veneta di Manin, reclutano la Guardia Nazionale, dirigono il governo provvisorio. Sarà uno di loro a consegnare a Vittorio Emanuele II i risultati del plebiscito per l'annessione delle Romagne all'Italia. Nello stesso quadro allegorico troviamo altri patrioti fondatori e dirigenti di casse di risparmio, il marchese Pepoli, Carlo Farini. A capo del primo governo dell'Italia Unita nel 1861, come successore di Cavour è Bettino Ricasoli, primo direttore della Cassa di risparmio di Firenze. Dalle sottoscrizioni patriottiche del Risorgimento fino ai giorni nostri, le casse di risparmio hanno accompagnato per più di un secolo il lavoro italiano. Antiche ma sempre aggiornate coi tempi e con il progresso della tecnica, le casse di risparmio costituiscono oggi un complesso di istituti moderni. Il risparmio da esse amministrato è un fattore indispensabile del benessere collettivo.